Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi ci troviamo insieme a due nostri amici, Doriana e Maria Giacomina, e siamo nella Val di Lauco, da dove partiamo per andare a vedere il parco naturale delle Prealpi, il parco collinare, anzi scusate, delle Prealpi, e a vedere il foliage appunto autunnale. Al primo bivio A destra. a destra si inizia effettivamente a entrare nel bosco. Ecco qua, su abbastanza in salita. Questo pezzo sì, però già da qua si può vedere un bellissimo panorama su Lauco. Lauco con i Verzegnis dietro e il Col Gentile sulla destra che si vede, non si vede molto. Continuiamo il giro sulla panoramica. Si vede ancora dei vecchi stavoli, maghi logicamente in disuso. Ecco qua, la parte femminile del gruppo che avanza. Andiamo verso la panoramica del Cretis. Continuiamo con la panoramica del Cretis e la compagnia è già avanti. Andiamo, dai. Ecco, il percorso è molto bello sotto un bel bosco ombreggiato, e adesso stiamo passando da una zona in cui c'erano delle latifoglie e ci inoltriamo verso una zona di conifere. In Friuli non c'è il feuillage, ma c'è le cadute delle foglie. Guardate che bello quel faggio che adesso sta tendendo al dorato. Eccola, guarda come si arrampica come un capriolo la mia Simo. Ecco, qua sotto, non so se lo percepite dal video, c'è praticamente una pioggia di foglie, è veramente molto bello. E la piccolina? E la piccolina come sempre dorme, vedete? Adesso ha imparato a dormire anche sulla No, schiena. sveglia. Sta sveglia. Anche perché in mezzo ai faggi, non so se lo sapete, Sì, ma nelle faggette... te l'abbiamo già detto, ti ricordi in un video? Ci sono queste sostanze rilassanti e lei le percepisce assolutamente, però tanto rilassata, in fase di addormentamento, ve lo assicuro. Andiamo, guarda, buttiamoci in mezzo a sti colori. Raggiungiamo Raggiungiamo i nostri amici. Vediamo se riusciamo a rivederle. Intanto c'è un panorama pazzesco. Sotto di noi la vedete? Tutta quella zona rocciosa, lì c'è una bellissima ferrata che è la Farina del Diavolo. Stupenda, attrezzata benissimo. Un'altra, ragazzi! Le ali, 4 ce n'è. Che meraviglia, che meraviglia! Guarda, 3. Che meraviglia! Ah sì? Guarda questa, guarda. Che spettacolo! Che meraviglia! Questo di qua si va? Sì, allora qua state un attimino attenti, c'è un bivio perché il sentiero per giù vi riporta giù a valle, invece per di qua ringraziamo Doriano che ha trovato le indicazioni che vedete, una su quella roccia e poi dopo dove lui che vi sta indicando. Quindi ricordate di andare qui si vede poco il sentiero, ma il sentiero giusto è questo. Ecco, vediamo la nostra super mamma, anzi gli do una mano alla mamma. Ecco un tratto firmatissimo, tratto un pochettino a fare un po' attenzione. Sì, poi un pochettino scosceso e irregolare il percorso. Che dire, in questo caso aver messo la bambina davanti è stato un vantaggio, così il baricentro si è spostato in avanti, però vi assicuro che arrivare qua su merita per il panorama che si vede. Vi mostro perché la parte dove venire è qua, quindi venite esposta comunque a sud, quindi asciutta. Se fosse bagnata con bambini è sconsigliata, asciutta bisogna stare un po' attenti, non è pericolosa ma muoversi sempre con cautela. Voilà, ecco un momento, Il momento di... momento bevuta. Che ecco. Buona sta acqua, chissà di cosa sa.
Di acqua? Tanta sete la bambina. Vero? Subito abbiamo anche fame, vero? Adesso andiamo a cercarci il nostro... Facciamo la pausa. A cercarci la nostra panchina. Vai. A dopo. Andale, madame. Ecco. Guarda che Loro bella. pensano che gli faccio la foto, invece gli sto facendo il video. Io ho fatto anche la foto. Fatta, sì, sì. Era bello perché ti guardavo. Ti sentivo. 3 donne e una montagna. Ti piace? Guardate che colori stupendi. C'è Doriano là che va su, che sta aprendo la pista. Guardate in mezzo ai faggi che colori e che panorama. Veramente merita. Guarda, ci parla del feuillage, ma anche l'erba Sì. in autunno ha un suo perché. Vediamo qualcuna che mi fa ridere, la piccolina. Continuiamo, ragazze, Andiamo. se no perdiamo la nostra guida. Guardate che meraviglia. Voilà. Eccoci qua arrivati, una delle prime tappe, Monte Crettis, 1041 metri. Siamo Giustamente saliti. la indica Doriano, perché è lui che ha aperto la via del tratto Bisogna finale. dare onore al merito, assolutamente, però veramente, nonostante il percorso non sia poi così agevole, però veramente merita. No, però dai, non è pericoloso, anzi no, è tranquillo. un attimino da fare con cautela. Con una piccolina e con i piccolini bisogna che l'erba sia asciutta, ecco, Esatto. l'unica cosa. E sul marsupio davanti. Guardate, altra panorama, c'è un po' di foschia, peccato però. Guardate che colori che ci sono dietro di noi e capirete che il percorso vale veramente. Ecco, in sta zona troverete una zona dove sono caduti anche logicamente tagliati alcuni alberi. Girateli, tendoli sulla vostra sinistra e poi dopo il sentiero riprende. Mi raccomando, guardate subito dove sono i segnali del sentiero. Oh, se vogliamo rendere famosa la foresta, questo è l'albero dell'amore. Sì. Unito per sempre. La natura, Vi ho colpito con questo romanticismo? Stiamo piangendo. Dai, continuiamo. Non ha fatto breccia. Allora, si chiama Forchedana. Il bosco di Forchedana, ok? Dai. Sei? Simo, che ci dici adesso? Non è facile trovare il sentiero, bisogna dire la verità, perché ci sono tutti questi rami, questi alberi caduti che lo nascondono, però ad un certo punto vi ritrovate di fronte ad un cartello con l'indicazione Cima Forchenada, Lorenzo? Forchedana. Forchedana, e proseguite appunto attraverso un altro tratto di bosco. Infatti, adesso vi inquadro, questa è la zona, passatela, superatela e poi trovate i cartelli. Andiamo. La piccola tonfa in mezzo alle felci tra cielo e pini. Ascoltiamo di cosa parlano. Allora, bisogna avere un po' di orientamento, però guardate dietro, siamo proprio dietro Arvenis, sono qua Duada, lì c'è la Marianna e qua sotto a noi c'è la fora del Vinadia. È nascosto qua dietro. C'era un cervo, vediamo se riusciamo di nuovo a vederlo. È sparito, mentre che questo passa la Simo
Passa l'amica e io dietro. Dovrebbe essere l'ultimo trattino in salita. Dovrebbe. No, per mettere via. Ecco un ottimo consiglio, un loro acquisto. È un telo, guardate qua, impermeabile, e qua diciamo è tessuto, e chi ha un piccolino effettivamente va molto 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 bene. Eh sì, ma anche per i grandi, per mettere le cose, per non sporcarsi. E anche sulla neve va bene, dicevano i nostri amici. No. Guarda come aspetta il cibo. Partito subito. Eccoci qua. Momento sosta, pausa, pranzo. In montagna il gusto ci guadagna, vero? Direi un bosco incantato. Simo, ecco qua un'indicazione. Sta parte è stupenda, ma Eh sì, orientarsi non è non è facile. semplicissimo, bisogna avere tanta, come dire, esperienza e occhio. Abbiamo inventato un nuovo massaggio con le foglie, che bene. Ah. Direi che il sentiero adesso è molto più semplice, siamo su una forestale. Infatti si sente le due donne che si scatenano. E dopo il bosco, i panorami, i prati. Che bello, che bel colore. Adesso stiamo andando un po' a vista e stiamo andando verso Alignidis, se l'ho pronunciato giusto. Arrivati e abbiamo parcheggiato vicino alla chiesa, dove c'è un comodo parcheggio. La Simo è sparita, quindi la conclusione la faccio io. È un giro stupendo, quindi vi consiglio di visitarlo, questo parco intercomunale delle colline della Carnia. E niente, iscrivetevi al nostro canale e continuiamo a mostrare sempre percorsi in località un po' diverse dalle solite. Seguiteci e iscriveteci.